cielo, sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto e mi aiuti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco il vessillo della croce, mistero di morte e di gloria. L'artefice di tutto il creato è appeso ad un patibolo. Un colpo di lancia trafigge il cuore del Figlio di Dio. Sgorga acqua e sangue un torrente che lava i peccati del mondo. O albero fecondo e glorioso, ornato d'un manto regale, talamo, trono ed altare al corpo di Cristo Signore. O croce beata che apristi le braccia a Gesù Redentore, bilancia del grande riscatto che tolse la preda all'inferno. Ave o croce, unica speranza, in questo tempo di passione, accresce ai fedeli la grazia, ottiene alle genti la pace. Amen. Non ha bellezza né apparenza, l'abbiamo veduto, un volto sfigurato dal dolore. E fonde il mio cuore liete parole, io canto al Re il mio poema, la mia lingua è stilo di scriba veloce. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia. Ti ha benedetto Dio per sempre. Cingi prode la spada al tuo fianco, nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte, avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. La tua destra ti mostri i prodigi, le frecce acute colpiscono al cuore i tuoi nemici. Sotto di te cadono i popoli. Il tuo trono, Dio, dura per sempre, e scettro giusto lo scettro del tuo regno. Ami la giustizia e l'empietà detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali. Le tue vesti son tutta mirra, aloe e cassia. Dai palazzi d'avorio te lietano le cetre, figlie di re stanno tra le tue predilette, alla tua destra la regina in ori di Ofir. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non ha bellezza né apparenza, l'abbiamo veduto, un volto sfigurato dal dolore. Al mio servo darò le moltitudini, poiché si è offerto da sé alla morte. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Al Re piacerà la tua bellezza, egli è il tuo Signore, prostrati a Lui. Da Tiro vengono portando doni, i più ricchi del popolo cercano il tuo volto. La figlia del Re è tutta splendore, gemme e tessuto d'oro è il suo vestito. E presenta
stata re in preziosi ricami. Con lei le vergini compagne a te sono condotte, guidate in gioia ed esultanza, entrano insieme nel palazzo regale. A tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai capi di tutta la terra. Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni, e i popoli ti loderanno. Offerto da sé alla morte. Sia benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti, prima della creazione del mondo, per trovarci al suo cospetto, santi e immacolati nell'amore. Ci ha predestinati ad essere Suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del Suo volere. All'ode e gloria della Sua grazia, che ci ha dato nel Suo Figlio diletto. In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della Sua grazia. Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere. Il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Nella sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito, per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio. Dio dimostra il suo amore verso di noi, perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati per il suo sangue, Carissimi fratelli e sorelle, in questi giorni santi, giorni di passione e di morte, un modo essenziale e necessario per scoprire le ragioni vere della nostra fede e della salvezza che ci attende emergenza, in questi giorni di smarrimento e di paura ci assicura e ci rincuora, perché Lui stesso ha detto: «Io ho vinto il mondo». Ed ancora, io sono con voi fino alla consumazione dei secoli. Il nostro pensiero in queste 3 serate di adorazione eucaristica, che in qualche modo richiamano le 40 ore,
che per via dell'emergenza sono state sospese va a tutte quelle persone che hanno perso la vita per via del coronavirus. Per tutti i medici e gli operatori sanitari, affinché il Signore li guidi e li aiuti in questa lotta contro un nemico che nessuno di noi si aspettava arrivasse così all'improvviso. La nostra preghiera va anche a tutti i papà e le mamme che in questi giorni sono costretti a stare a casa, perdendo giornate di lavoro e il pane per i propri figli. Preghiamo per tutto il Signore stesso, che rinchiuso tutto il giorno nel tabernacolo rispetta le normative del governo di restare a casa. Hashtag io resto a casa. Gesù dice: io resto nel mio tabernacolo. Di tutto l'anno liturgico, come la definivano i padri della Chiesa, ci mettiamo in contatto Mostraci il tuo amore, o Cristo, e noi saremo salvi. Mostraci il tuo amore, o Cristo, e noi saremo salvi. Lava i nostri peccati con il tuo sangue, e noi saremo salvi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Mostraci il tuo amore, o Cristo, e noi saremo salvi. Mosè innalzò il serpente nel deserto, così sarà innalzato il Figlio dell'uomo. Chi crede in Lui avrà la vita eterna.
generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che non devono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mosè Mosè innalzò il serpente nel deserto, così sarà innalzato il figlio dell'uomo. Chi crede in lui avrà la vita eterna. Preghiamo Cristo, che promise di attirare tutti a sé dalla sua croce. Nella tua croce la nostra speranza, o Signore. Hai sentito la solitudine e l'abbandono e hai gridato il tuo lamento e la tua preghiera al Padre. Ascolta il gemito e le implorazioni che salgono dalla moltitudine dei sofferenti. Alla tua agonia si fece buio sulla terra. Comprendano gli uomini che tutto è tenebra senza la tua luce. Con la tua morte hai abbattuto ogni muro di divisione e di odio. Vedano i popoli nel tuo Vangelo l'unica via della pace e di ogni collaborazione feconda. Morendo hai segnato l'inizio dell'era nuova. Conduci gli uomini sulla via della vera liberazione e dell'autentico rinnovamento. Dalla tua bocca uscì un alto grido e spirasti in atto di abbracciare il mondo intero. Ammetti nel tuo regno di gloria i nostri fratelli che come te hanno varcato la soglia della morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Guarda, Dio Onnipotente, l'umanità sfinita per la sua debolezza mortale, e fa che riprenda vita per la passione del tuo unico Figlio. Egli è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
sia lodato e ringraziato ogni momento. il Santissimo e Divinissimo Sacramento, Sia lodato e ringraziato ogni momento. il Santissimo e Divinissimo Sacramento, Sia lodato e ringraziato ogni momento. il Santissimo e Divinissimo Sacramento, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. come erano nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento, Sia lodato e ringraziato ogni momento. il Santissimo e Divinissimo Sacramento, Sia lodato e ringraziato ogni momento. il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Esso grande sacramento, venegamo supplici, opremo compimento degli antichi simboli. Viva fede, ci sorregga, quando i sensi tacciono. Eterno sommo Dio, Padre, Figlio e Spirito, gloria e onore, lode piena, innalziamo unanimi il mistero dell'amore. Adoriamo umili. Amen. Hai dato loro un pane disceso dal cielo. Che porta in sé ogni dolcezza. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nell'inviolabile sacramento dell'Eucarestia ci ha lasciato il memoriale della tua Pasqua. Fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della tua redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto è Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto è il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe, il suo santissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedetto è Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Lodate, Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria. Poiché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Ti lodo, Signore, perché un giorno eri lontano da me, ora invece sei tornato e mi hai preso con te. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Verrete con gioia alle fonti della salvezza, e quel giorno voi direte: lodate
il Signore, invocate il suo nome. Signore, la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto, e ricordino per sempre, ricordino sempre che il suo nome è grande. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Durante questa messa vogliamo ricordare la nostra sorella Carmela, che è morta ieri. Purtroppo, a secondo della situazione che stiamo vivendo, non possiamo celebrare il funerale, quindi la messa, però la ricordiamo durante questa messa come abbiamo fatto per quelli che sono morti durante questo periodo. Signore Gesù, che ci chiama alla conversione, ci invita ad ascoltare la Sua parola, in modo che attraverso l'ascolto della Sua parola possiamo prendere coscienza di quelli che sono i nostri peccati e celebrare degnamente questa Eucaristia. Signore, che comandi di perdonarci prima di venire al tuo altare, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che affida alla tua Chiesa il ministero della riconciliazione, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Guarda, Dio Onnipotente, l'umanità sfinita per la sua debolezza mortale e fa che riprenda vita per la passione del tuo unico Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce. Non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, e le isole attendono il suo insegnamento. Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano. Ti ho formato e ti ho stabilito,
come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Il Signore è mia luce e mia salvezza. Quando mi assalgono i malvagi per divorarmi la carne, sono essi, avversari e nemici, a inciampare e cadere. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Salve, nostro Re, tu solo hai compassione di noi peccatori. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Padre, il sacrificio che ti offriamo e fa che l'albero della croce che ha annullato la nostra condanna produca per noi frutti di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Contempliamo ormai vicini i giorni della Tua Pasqua di morte e risurrezione, che segna la sconfitta dell'antico avversario e l'evento stupendo della nostra redenzione. Per questo mistero si allietano gli angeli e per l'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Padre veramente santo, a Te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, Tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo,
e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo ed il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Michele Arcangelo nostro patrono e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati della nostra sorella Carmela, che hai chiamato a te da questa vita. E come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua resurrezione, quando farà sorgere i morti dalla terra e trasformerà il nostro corpo mortale a immagine del suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme e a godere della tua gloria, quando, asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza, tua la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che m'abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Lo Spirito del Signore è su di me. Lo Spirito con l'unzione mi ha consacrato. Lo Spirito mi ha mandato ad annunziare ai poveri
sul mio cammino, mi dona un linguaggio nuovo per annunziare ai uomini la tua parola di salvezza. Lo Spirito del Signore è su di me. Lo Spirito con l'unzione mi ha consacrato. Lo Spirito mi ha mandato ad annunziare ai poveri un lieto messaggio di salvezza. Preghiamo. Visita, Signore, il tuo popolo consacrato da questi santi misteri. Proteggilo con il tuo amore premuroso, perché custodisca con il tuo aiuto i doni che ha ricevuto dalla tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.